La vicenda dell'aggressione al migrante sedicenne ospite di una comunità per minori di Raffadali si complica. Dietro all'accaduto non ci sarebbe un movente razziale, ma ben altro. L'esasperazione di un padre che ha temuto per l'incolumità della figlia e ha deciso a torto di farsi giustizia da solo. Si ridimensiona così e di parecchio il presunto episodio di razzismo di domenica mattina a Raffadali. Questa è la versione del dipendente del 118 che sottolinea che è bene parlare di presunta aggressione, violenza verbale ma non fisica, e con gli epiteti lanciati senza nessun intento razzista, ma frutto esclusivamente della collera. Pare infatti che la figlia sedicenne dell'uomo sia stata in diverse occasioni fatta oggetto delle attenzioni del giovane extracomunitario e di altri ospiti della comunità. La giovane, assieme al padre, ha presentato denunce ai carabinieri riferendo anche di un episodio nel quale la ragazza sarebbe stata minacciata con un coltello. Sull'intera vicenda sta indagando la Procura della Repubblica di Agrigento per chiarire come siano andati realmente i fatti. Intanto la gran parte dei raffadalesi si è infatti indignata nel ricevere accuse di razzismo del tutto infondate, un sentimento dicono che non fa parte della cultura e della storia di questa comunità.